È partita la gara più attesa della serata, la finale di 800 metri. Tutti gli occhi sono puntati su Andrea Benvenuti, l'uomo nuovo del mezzofondo italiano, che deve guardarsi da attacco di Giuseppe D'Urso, atleta delle Fiamme Azzurre. Ecco gli atleti che scendono alla corda. Benvenuti ha migliorato 3 volte il suo personale quest'anno in stagione, 1:45,10 a Verona. Ecco Benvenuti al comando davanti al compagno di club Giuseppe D'Urso, il duello annunciato. Gli altri concorrenti: Abelli, Tirelli, Soffietto, Giocondi, Franchi e Cadoni. Benvenuti è di Verona, è al comando, quest'anno la Pasqua Atleta ha battuto di Napoli, 1:45,10 è il terzo tempo di sempre in Italia, dietro Fiasconaro e Sabia, ma ora siamo al passaggio dei 400 metri, l'andatura sembra piuttosto sostenuta ma non particolarmente, 53,95, per cui un'andatura mediocre. A Benvenuti l'impegno della gara. Elio Locatelli in tribuna segue anche lui con interesse questa competizione. Un rapido giudizio. Beh, la gara è abbastanza tattica, sarà una gara che si deciderà negli ultimi 200, intorno agli 1:47. È interessante vedere come reagisce D'Urso, che sta cercando anche lui la possibilità di un minimo, e il giovanissimo Cadoni, è Cadoni che si è appena scontrato in terza con posizione e che anche lui molto veloce, quindi vediamo cosa succede su questi ultimi 100 metri. Piccolo scontro Cadoni-Giocondi, Benvenuti, D'Urso, Benvenuti e D'Urso, Benvenuti al comando. Benvenuti va a cogliere il successo, maglia tricolore annunciata, 1:46,60, 1:46,60. Parliamo sempre con Elio Locatelli, subito un suo giudizio. Sì, un secondo giro più veloce del primo, che conferma l'ottima condizione di Benvenuti, ma direi che anche il comportamento soprattutto di Cadoni mi ha molto impressionato, un juniores che potrà dire la sua a Seul e ai mondiali di categoria di settembre. Rapidamente l'ordine d'arrivo ufficiale dei 3000 siepi, mentre rivedete l'arrivo di D'Urso davanti a... c'è D'Urso dietro Benvenuti davanti a Cadoni.